Andi ad oggi voi ci giatting in compagnia di Mario Golino, in tavieste di imprenditore. I sin a Chiarnie, in dove è nasciuta la sua azienda di ondulati e imballagios. Quando ci nasce questa attività? Nasce 50 anni fa, praticamente per caso. Insieme a un amico che lavava a Trieste e si discuteva mai che là che sono due valadi grandi in Chiarnie, che da Chiarnie e che dal canale del Fier non erano e il comune, il colpo, ma il comune si no, perché non si può dare al Falc e l'anta Trieste passavano di fur di una fabbrica che si chiamava in cartone. E allora è scritto scatolificio goriziano. Fa schiatoli si detto a Saresso una roba. Sotto che sai per fare 4 schiatoli, non deve essere granché difficile. La sa Trieste, ognuno per suo conto, per spragnare i bessi, era in classe in due, no? Uno di una banda e uno di che altre. Quando si intorna su, si fermasse a bere un tait all'osteria e viene buttata fuori che idea lì, erano in due all'osteria. Partecipi a Genova. A Genova, tutti squadri. Va bene, allora sì, in quattro, facciamo 4 schiatoli. Va bene, facciamo 4 schiatoli. Domani tacchino a interessarsi. Nessuno. Però. E tal dettaglio voi c'è... Altri che analisi di marchiate, ricerche di sì, proprio è stato un cash, però anche che l'ha portato i suoi frutti, perché insomma, no? E i suoi risultati. Perché per sbaglio io vi scelto un settore che era nuovo. Fino in che volte non si imballava nulla qui, si lavava a fare marchiato con la sport, la tai marchiasse, ognuno di noi a casa, si sapesse la sport di tele, con i due gancius, si lava con la bottiglia. L'imbal si chiama americano, gli schiatoli si chiamano americani perché sono venuti con gli americani che hanno attaccato a mandare robe, gli aiuti dall'Umbra, dentro i schiatoli. E quindi era un prodotto nuovo, in grande espansione, ma non lo sapevi, non se l'ha bene. Vi svuot l'illuminazione giusta, tal momento giusto, no? Sì. Ecco, tal dettaglio voi ci producete quindi? Voi no, e siamo in grado di fare schiatoli di ogni tipo e dimensione. Io operiamo in 4 stabilimenti e ognuno ha la sua particolarità. Un fa la materia prima, cioè fa i sfogli di cartone. Un sfoglio di chiarte dritte, dopo un sfoglio di chiarte ondulate, un altro sfoglio di chiarte dritte, un altro sfoglio di chiarte ondulate, eccetera. Un fa queste e di un settore, in che l'altro settore la trasforma direttamente, la fa i grandi numeri. Che fabbriche lì, nessuno tocca il cartone con le mani se saltiamo le schiatole finite. Fa spardios. Sì. Per dare un senso. La macchina che fa il cartone è una rotativa, come che da cartiere, se volete, no? Che gira così, larga 2,50 metri e noi facciamo 80 chilometri di cartone ogni turno, quindi 10 chilometri l'ora. E i lavori a 3 turni, 240-250 chilometri. Facciamo una corsia di cartone, sfogli ondulati, lunga dai 240 ai 250 km e automaticamente viene tagliata a toccus, spostata, dividuta, questa va in una banda, questa va in che altra, questa va in che altra, perché sono le macchine che fanno le schiatole, tutto in automatico. C'è schiatole, la schiatola americana classica, no? Che per Dio la schiatola americana è la schiatola del vino, no?
un parallelepipedo, per dire, no? Ma se vai a chioli la birra e chiatai il vassoio che ha dentro la birra. Se vai a chioli la frutta e chiatai su un vassoio che ha la frutta. Se vai a chioli le rismis di chiarte sono due miei schiattoli che sono. Quindi tutte queste evoluzioni noi siamo in grado di fare le dotte. Facendo tutti si vincono 6 macchine di trasformazione che fanno le schiattole più grandi fino a 3,60 m, ad esempio, di sviluppo, fino a, non ti dice schiattolute dai fulminati, ma quasi, ecco, insomma, noi e stampin fino a 6 colori, no Stefano? Fino a 6 colori. 6 colori. Dopo sarà anche in base a ciò che us domanda il marchiati, ci resi adeguati, no? Il cliente. Dove lavori sul cliente. Quindi tal team l'azienda si è slargiata e voi contate diversi stabilimenti? 4. 4. In 4 stabilimenti. E poi dire niente in che si chiati? Questo è il primo che è nasciuto e chi è la sede dell'azienda, chi ha fatto il consiglio di amministrazione e tutto. Che gli altri sono 2 a Villesse, che sarebbe provincia di Gorizia, dal Bivio, alle facili, e 1 a Cormons. Dopo viene una fabbrica in Ungheria, ma noi abbiamo una quota di minoranze, fino al 40% in Ungheria. Ok. E tal anni, come ci è rinnovare l'azienda? È cresciuta? No? Sì. Sì. Dopo un po' di anni, quindi intanto dall'80 è morto uno dei 4 soci, quindi a Mondadori. Che era Francescato, forse conoscete. Dall'82 gli hai comprato che fabbriche che avevano veduto, che non aveva dato a Cormons, che non aveva dato l'origine. Il scatolificio goriziano hai comprato. Allora, dopo insieme, fra tutti e due, erano diventati grandi consumatori di cartone. Ma noi siamo tutti anton dall'Italia, specialmente in che volte, e non mandavano sul cartone quanto che volevano, e lo producevano soprattutto in Toscana e a Milano. E quindi non davano un buon servizio ai clienti. Allora avevano detto, i vindi facili il cartone di Besoi. Però non è facile, è difficile. Se già pazzui, sono andati in Toscana, là che sono tanti che fanno in cartone, tante settimane, ma io ho chiamato uno là che era disposto a venire su a fare il cartone con me, mi fa una società, dai menazzo, indullassi il Gino a Villesse, provincia di Gorizia, perché in che volte si pensai salire il pacchetto Trieste-Gorizia che avevi agevolazioni per assumere il personale, tu avevi il sconto per assumere il personale, lì diventava un gruppo di personale, un sconto sulle tasse, sui contributi. Agevolazioni, diciamo. Importante, sì. E allora Villesse è l'ultimo paese di Gorizia prima di arrivare lì dall'autostrada, la che è l'autostrada, perché ormai la visione era la di fuori da stabilimenti di Chiarne, erano massa grandi, quindi avevano di espandersi e in Chiarne non è grande necessità di imballo, è tutto un altro tipo di industria. Quindi bisognava là in giù per non chiappare il cartone, portarlo su, fare la schiattola e tornare là. E si la salì a fare la cartone. Dall'80 vot partite queste sorte di macchine che lungo più di 100 metri, ieri in tutti contenti, la vedi di Santa Lucia dall'89, dall'anno dopo un anno, avevano radunato tutti i rappresentanti che avevano detto che noi qui una produzione grandissima, vai a vendi, eccetera. Ieri in questa riunione hanno sul capofabbriche di corse e brucia la fabbrica, al torno là.
Questo era stato con la boccia aperta, c'è molto cosa da fare. E se la tiu smonta io dall'ufficio, ma non trovava esplodere. Era tutto inondato di fumo, bruciato. 36.000 quintali di chiarte. Dio mio. I bubini, quando che bruciano, e hanno l'anima di dentro, no? Che il vuoto, fanno di chiamin, come il lenca al stialde che si mette d'inverno, il ciocco. Sì, sì. Quindi... Non arrivavano a studiare al fuoco, se venga il slavinava che Dio lo mandava, era stato slavinato tutta la settimana, non arrivavano a studiare al fuoco. Si conoscono poi i pompieri, là dentro con la pala, chiama solo la bobina, fa una busa di fuoco, chiama solo la bobina, e con i drans al pompiere portale di casa, sotterrale per studiare. Per sudare, Dio mio. E alla fine viene salvato per non tutto il magazzino, tutti i 36.000 quintali di chiarte. Però viene salvato quasi tutte le macchine, erano fondute in plans elettrici, in pratica di qualcuno che era in più d'ogni, perché è una fabbrica grande come quella di Villesse, e hai muri di compartimentazione, no? E Sì, è strutturata in un certo sistema. Strutturata per fare. E è passato un politico, perché si vedeva dall'autostrada, lì, Golino, no, c'è disastro, si conta su di noi, Gli viene un pronto intervento di 300 milioni, che a volte erano in lire, che la sicuro. E dopo vediamo chi può fare. Sono i mocchi aspetti che i 300 milioni. Dio mio. In realtà, alle muoveva il politico e alle mosse i giornali. In realtà si Rangiati sempre. Vie da fare e vi chiamato una ditte che hanno fatto su di corse il completamento e anche lì l'abbiamo passato, nel senso che quasi non scolava un trafo al chiaro. Però insomma gliela de bene e viene ripristinata la fabbrica e si intornasse a partire non abbiamo perduto clienti. I clienti non hanno capito praticamente e si lasciano in avanti che si arriva dal 90. Negli anni 90 raccontavo sì, ormai si taglia in 90, i finì. Taglia in 90 ancora il muro di Berlino, ovviamente il paese dall'est. Via partita, avevo dei marchiasi di la via ciò che si poteva fare, perché al semeava che al vestiesi ogni ben di Dio la via. Allora, poi ho visitato ogni fabbrica dell'Ungheria, è stato in Romania, è stato in Polonia, è stato in Cecchia, Bulgaria. È un disastro, no? Perché il sistema comunista costruiva un capannone attorno a una macchina, non aveva come noi capannone. E non era neanche il collegamento fra capannone e capannone, era proprio un sistema. Un attimont di gin. Un attimont, non rifà, non era non rifà, ma alla fine, insomma, lui ci diceva all'est, allora è intaccata a lavorare in Slovenia, con tu. In contatti in Slovenia, in Romania e in Polonia. No, in Ungheria e in Polonia, i più importanti. I più importanti. Per fare corte, in Polonia, a Katowice, avevano di là firmato il comune, per cessione di un importo, io e due soci, due frati polacchi che avevano fatto una società, la Folkart, e quando avevano di là firmato, il comune si è ritirato perché l'Isuzu, che conoscesse, è una grande fabbrica di macchine e macchinari, macchine operative giapponese,
era venuta a non si passava per sopra di noi e faceva una roba più grande di noi e dopo le tramontate. In Slovenia si partì con la fabbrica, lavorato un po' di anni, sempre stentato, sempre noi, ieri incontro un socio sloveno lì, che sono che slenghis che non tu capisci, no? C'è il momento che il socio sloveno al Falis chiappa in mano tutto il tribunale, allora io gli ho detto va bene, al tribunale di Tribovlia, che era subito di là di Lubiana, compri tutto io, il tribunale mi vende, e voi in comune per regolarizzare le robe, il comune lì, no, è tutto abusivo. Dio mio. Ma l'ha venduto il tribunale, mi dispiace, ma l'ha venduto Zefa, le proprietarie del miniere, e quindi è la miniere proprietaria lì. Ma la miniera era dal comune, l'ha ridotto un Sì, l'ha ridotto un giro, insomma. E sono tornato a pagare 2 volte. Ma va, caspiteria. Che avventure, però. In Ungheria, con i nostri soci lì, Gabor Pak, Gabor significa sartor. Insomma, avevamo già pronto un gran progetto di fare, una fabbrica di 25.000 metri quadri. Quindi grande. Grande. Ieri noi con Gabor Pak e con un gruppo tedesco. E i tedeschi, quando erano di là dal Nodar, a firmare, avevano già fatto i passi per associare, in che di mi dicono non lo firmiamo, perché la nostra ambasciata ci ha detto che gli ungheresi hanno imbrogliato i cons per rientrare in Europa e come chi per design non sarà crescita e quindi non si ritirano, si sospendono. Io pensavo che facessero apposta e partirami così era vero, si infermasse anche noi e dopo era vero perché l'Ungheria aveva tarato sui numeri e è stato per design fermo. Che volte no, dal 93-94 e quindi che è restata lì. Dopo lì la fabbrica è restata e si è restata, ma ormai con le delusioni che hai avuto di che tre bande e di Dio chi non mi impacci più dall'est. Arrivederci. Dio mio. Allora sei andata all'ovest. Sei andata all'ovest, ho comprato una fabbrica a Verbania, grande, 31.000 metri quadri. Sì, non sempre più in grande, mi pare. Grande. E dit, è semplice, chiapping il modello che vincoli in Friuli, trasporting la via e così funziona. La facciamo funzionare, via, chiapping qualche persona di che sono qui e lì la via. Al via il mio capofabbrica che aveva là un uomo di 60 anni. 6 mesi alla stata, dopo mi dice Mario, non gli fa più, non guardi niente, allora detto non arrivi e via. Allora si fa così, no? Voi via io e soffradi lì. Non li fa. Non si arrivasse a 2 mesi a trasportare il sistema di lavorare furlan la via. Ma dai. Rindisi e darsi prigionieri. Stiampa e venduta la fabbrica, pagato tutti, venduta, ma non più impacciamo con che intali. Scinda casa ti domandavamo appartamento, vedi vuoi di lavorare, sabide? Dammi bes, se no non tu lavori.
Sì, sì, apertamente. Dio mio, un attimo, insomma. Erano di quei ex operaios che avevano chiamato su subito dopo la guerra per Rumianca, Rodi e Tucce, che facevano la vita, grandi fabbriche parastatali che serravano una da l'altra, e allora lì era abbondanza di ma non era in che non era abituato a lavorare, che non lavorava, stava sempre a casa e sul lavoro non faceva. Sì, non rindeva. Non faceva. Oh, Dio mio. Tutte in che era venuto da Calabria, erano tutti calabresi. Figlio suo era un politico, che come non lo dico perché non voleva sconfondere. Politico aveva mandato su tutti i suoi, erano tutti di un partito, lì. Sì, Potete sì. indovinare quale. Rindut, vendute a Tox, poi a tutti, vendute a Tox, Scerat capitolo. macchinari, Serat capitolo, e gli stati spagnoli che erano interessati a fare una fabbrica nuova che aveva in Italia, ma infatti una nuova a Badia Polesine, grande, 25.000 metri quadri. Con i spagnoli, intanto erano cresciuti anche i figli, penso che erano dal 2000 no? Con i spagnoli però non si arrivava d'accordo. Loro erano in massa grandi e volevano non comandare a Midisi e miravano in Italia a avere 20-30 fabbriche. E quindi noi, la nostra società, non avremmo potuto là con loro, non avevamo le risorse per là. E allora abbiamo sconosciuto Rindici. Allora già passò, io e suo frate, si lascia a Saragossa, allora la che avevano la sede, si lascia sbagliare direttamente con il presidente, Joachim Ballet, e Joachim Ballet, o tu o io mi comprare che fabbrica. Perché insieme non li d'accordo, è meglio che facciamo che divorzi prima. O tu o io però non avevo franca sacchetta, ma lui non lo sapeva. Facciamo un progetto, facciamo 4 cons, si chiama Sabide Cuven, Wieners Cuven, allora era Wieners. Era il comodo di là a Saragossa con l'aereo, Barcellona, Saragossa. Sì. Sabide dal venerdì dopo, si presentava, dal dopo di mezzì. Arrivava via Torlissis, l'aereo, salì, tabagliato, un po', discututo qualche ora e giusto per ore di cena che la via cena in tardo. Sì, No? sì, hanno altri orari. L'ha comprata lui, la fabbrica, e io sono tornato a casa con 2 milioni di euro, scambiavo in una canna per sistemare tutti questi altri schivevi che aveva, che fabbriche schivevi in cavia. E allora dopo si finita le avventure dall'est e anche dall'ovest, perché con gli spagnoli non si arrivava là d'accordo. Io non sai contare tutte, ma prima dai spagnoli erano i francesi, con i quali invece ti lavano d'accordo. Ma di voi a domani, di Nadal a Epifanie, i francesi sono stati comprati, gli spagnoli hanno fatto un'opera ostile, che i francesi erano quotati sulla borsa di Parigi, un'opera ostile e hanno comandato gli spagnoli. In 3 mesi hanno eliminato tutti i capi che avevano intabagliato con noi. E allora capisco che era difficile tabagliare. No? E dopo, quando è difficile, è meglio fermare. Certo. Voi, troš dipendenze vedo? Allora, voi operate, come dicevi, su 4 stabilimenti. A Villesse abbiamo prodotto il cartone, che lo trasforma in una buona parte perché la fabbrica è più grande. Stiatulis. Che stiatulis che non fa Villesse, o perché sono masse grandi, o perché sono masse piccole. O perché hanno una tiratura limitata, li fanno chi? Chi fanno le specialità, la stampa digitale,
e facciamo tutto, dopo magari i vigni saviuti, facciamo tutte le specialità lì. Oh. Sono che altre due fabbriche, stabilimenti, Cormons, quel vecchio che non aveva dato l'origine di prima. E Villeseu, una fabbrica che è vicino di Villeseu, i facciamo invece, e lavorano quasi esclusivamente per Ikea, e facciamo i componenti di plastiche che usavano per imballare tal che mettevi dentro le schiatole. Se lavi se chioli una televisione, un alc, a torta i chiantonai, l'angolare di plastica e via, un sfoisot, dai spessori perché non le dia sbatti sui mobili compagni, per non rovinare i spigui. Come fai in dome che robe lì? E allora vin un circa, insomma, 50 dipendenti chi, no? 40 chi. Ce ne sono di Tofradi 150, 160 e sino a 260 in tutto, il resto sono che fanno quel lavoro dai riempitivi. Sì. E come viene fatta la scelta del personale? Cioè, dese chiarnieri tra i dipendenti? Tanti. Chi? E anche di chiarnieri che vanno fin a Villesse, ogni dì. Quindi, insomma... Se la scelta del personale è fatta in base, ormai, no? Noi facciamo un lavoro che lo facciamo meno. Non è il marangon, che anche un altro marangon ha già lavorato dal marangon al venchi al safà, un che al venchi alla d'imparare che il lavoro qui. E quindi i puntini facciamo una certa selezione fra noi e che delle società di interinai, no? Passano tutti per interinai e dopo fatta la selezione noi otteniamo un posto di mese e che hanno imparato, che hanno gusto di imparare, perché non è difficile imparare, bisogna volere, che i plassi il posto arrestano e che gli altri se vanno. Il lavoro è anche interessante perché la gran parte è automatica, una fabbrica è tutte automatiche, ma si automatizza anche queste ha un grado di automazione e anche che fa le protezioni, no? E ha praticamente ridotta automazione. Se pensasse il lavoro che facciamo, noi mandiamo fuori ogni dì dalle nostre fabbriche 70 bilici di schiatole, plens di schiatole, 70 bilici. E vanno a tor mica tan lontano, perché il cartone fa volume, costa a meno al voto. Austria, Slovenia, Ungheria, le restate, no? La vita dell'Ungheria. Il Triveneto e dopo lì anche più lontano, magari anche a Milano, ma dove dai grandi clienti, sai, la vita di Barile che vanno Bilix di file, no? Bilix su Bilix, a Piacenza, i servini Ikea. Facciamo i bancai di cartone, ad esempio, no? Anche i pis di cartone. Interessante. Perché Ikea non fa bancai di legno. Bancai di cartone, io facciamo due. Io facciamo 30 milioni di pidus ad anno per taccare sotto i bancai. E io tacchino su no, il robot. Ma va. E si vedesse. Bello però, sì, no, io non avrei mai creduto di farlo. Di Rivacchi. Allora sono più moderni, no? Ma io mi pensi quando ero in chi con un capanone di 600 metri che non era neanche largo in de fele, che è venuto dalla fele finché di da ora, 2 volte. Sì, nos ha sempre dato una mano. Dopo si sa che l'azienda ha anche un volo di riguardo per ciò che riguarda l'ambiente. Sì. No? Si chiacchiera di, come usiamo un termine tecnico, green solution, dopo invece anche implants fotovoltaici. Sì.
in 1,5 milioni di kilowatt, no? Di fotovoltaico. 1500. C'è il 1,5 milioni. Kilowattora, sa io. Sì, fa tante. Sì, invece non vuole dire guarda anche per l'ambiente. E anche un impianto di cogenerazione. Col gas. A gas. Non sa fare diventare más, ma lo infatti. Implanta gas, arriva il gas, produce in vapore prima di produrre energia. Il vapore fa il cartone e dopo butti dentro l'energia. Sì, i vin tutte le certificazioni ambientali, alle vere, e sono un lavoro a testo. Soprattutto soffrire che le maniaco. Insomma. Dall'ambiente di che roba lì. Sì. Sono un lavoro a testo. Ecco, tal tempo appunto, come che l'ha accennata, sono intrasdenti in questi figli, no? Sì. Che sono parte attive, da ciò che vi potuto capire, come no? Sono loro attivi. Io ormai sono sempre più in decadenza, con gli ultimi che mi capitano in casa. Io come voi a Ceri... No, ma lei è giusto che a un certo punto, no? Da sua vita che l'ha lavorata a Vonde, mi pare di capire, no? E continui a lavorare. Ecco, immagini, perché il stampa le che, no? Sì. Federico Stefano che è il responsabile di quel stabilimento lì, no? Federico che è il responsabile di Villesse e dopo vengono dirigenti non strettamente rilevati a me. Ecco, sì, all'interno. Sì, perché la fabbrica è grande e dopo ha un gruppo di tecnologia che è preparata, no, a fare quel lavoro lì. E dopo anche pensi di fiducia, no? Sì. Sì, parlando davanti hanno di passare una serie di esami. Anche soprattutto, oltre che tecnici, anche soprattutto umani, no? Sulle maniere di comportarsi. Non vogliono vedere capos che Berlin ai dipendenti o altro che via. Vogliono vedere capos che siano i capos per loro competenze. Professionalità. Allora, come siamo con Stefano Gollino, che è il figlio di Mario, e domandi un po' qual è stata la tua esperienza, quando tu sei entrato e che tu hai vissuto la tua esperienza. Sì, io ho cantato tante volte, quindi in che anche partiva il stabilimento di Villesse. Io finivo scuole in quel periodo lì e quindi è stata l'occasione per entrare subito in nuove iniziative che aveva fatto appunto di questo stabilimento a Villesse, quindi fresco di scuole, che attaccare la mia esperienza lavorativa in fabbrica, in produzione, come che poi manco lui che fa in partacare, a conoscere il lavoro, quindi proprio alla base, no? Sì, alla base, sui macchinari, avviare un attimino, ecco, come funziona e lavorare praticamente, quindi lavorare sulle macchine per un periodo, circa un anno, quindi comunque a partire da Villesse, quindi era queste fasi iniziali che stabilimento nuovo. Stabilimento di Vencion, che era un stabilimento capostipite, che era attaccare l'attività te la vendevante autonomamente, quindi io ho attaccato la mia esperienza così di giovane, come che, no? Come che tutte le fasi, no? A Villesse, ecco, quindi ho fatto la mia prima parte a Villesse. Dopodiché, visto la dinamicità così dell'azienda, si sempre cambiato il nostro ruolo, si spostato anche da le iniziative nuove che avevano, è stato prima accennato al discorso del stabilimento di Verbania, tal caso investiti sono stati interessati più dal stabilimento di Badia Polesine, quindi a Rovigo, quindi sono stato 3 anni a Rovigo, anche lì a implantare un'attività ex novo, quindi sono stato abbastanza così.
Dynamics, ecco. Quindi hai seguito un po' l'azienda in tal percorso che faceva, ecco. Si dice che il tuo percorso è cresciuto, no? Quindi tu sei passato da operari a plan planin, tu sei arrivato dall'uffici. Ecco. Sì. E voi invece qual è il tuo ruolo? Voi diciamo che ecco, l'ultimo assetto no, dalla dirigenza così, infatti dal 2013 da che sono rientrato, quindi da Villesse sono tornato alle origini a Vencion. Diciamo che Vencion stabilimento, il 4S, diciamo, era un stabilimento che un attimino era stato un attimino più in daurta al suo percorso di sviluppo, quindi vi intaccata diciamo così, a rivisitare un po' questo stabilimento che aveva bisogno di essere rinnovato, ecco. Quindi inizialmente in disegno di attenzione si era rinati più su Villesse, là che avevano appunto implantato l'impianto per produrre il cartone, quindi era queste nuove diciamo così, iniziative che ci hanno portato tante risorse a Villesse, e quindi ben planchin, ecco, lo stabilimento di Vencion era un attimino restato in bande, no? In bande, allora dal 2013 vi infatti che diciamo così ricollocazione, no? Mi sono ritornato alle origini. Diciamo così, e vi iniziato questo percorso di rinnovamento, quindi una struttura produttive come chi aveva disegnate al sistema tradizionale di fare la schiatula e vi intaccate, lo stiamo portando in avanti al rinnovare un po' tutte l'attrezzatura produttive, il mondo di lavorare, le nuove tecnologie che sono venute su quindi il taglio digitale, la stampa digitale in primis sono queste che stanno cambiando i nostri lavori, ecco. E lo stiamo introducendo qui, in questo stabilimento. Sì. E aspetti positivi e negativi di avere il lavoro in chiesa? Beh, ma negativi non vi ho neanche tanto, insomma. Sì, è anche una fortuna, no? Magari fortuna, per qualche uno. Ecco, un senso di responsabilità un po' più alto, perché ovviamente tu sei sempre in prima persona responsabile di ciò che succede, quindi ovviamente è un problema, è un top problema, evidentemente, no? Quindi non può essere non violi il lavoro come che magari un'altra può essere anche non violi, no? Sostanzialmente, quindi questo è un impegno se tu più grande, ecco. Ma anche tirare le soddisfazioni di violi una roba top che tu mandi in davanti, devi saper formare, creare, no? Quindi, e siccome viene la fortuna di avere un lavoro, un marchiato che è un groom dynamic, evidentemente questo è anche positivo, perché non si mai ferso su nulla, no? E appena finito una roba intacchi un'altra, no? E quindi questo alla fase anche di stimola là in davanti. Sicuramente. Sì. E sicuramente dopo di voi ci saranno anche i figli che potranno entrare, no? Sì, come dici, le nuove generazioni non sono entrati in aziende, però qualcuno, i figli più vecchi, si attaccano a avere un'età in cui potranno rientrare e fare questo ricambio generazionale anche al covente. Sì, e dopo mantiene la continuità, no? Da famiglia. Sì. Lesse al prodursi suoi, noi lo trasferiamo qui, quindi arrivano tot camion di cartone e noi tacchiamo l'attività di produzione, quindi il suoi avviene chiappate e fa tutte le lavorazioni scacoventi, no? Quindi ha una serie di lavorazioni, solitamente ha il taglio, la stampe, la ple, la finitura, quindi l'incoratura, la cucitura, no? Come che va serrare la schiatula, ecco. Però comunque il volume è sempre grande, no? Da rimballo, anche se le serate, c'è che l'ha spessore, sì, quindi effettivamente il volume è un po' anche uno di questi componenti che rendono i nostri mercati abbastanza locali, ecco, perché dopo se no sposta gli schiatuli, se trasferi gli schiatuli costa tanto a livello di trasporto, no? Quindi è una componente che dopo ti rende così non competitivo commercialmente, no? Quindi il nostro mercato è comunque un mercato locale, ecco, prevalentemente locale. Alla fine cioè sono i clienti che non tirano, non spocchino a fare le robe, perché se tu ti proponi sul mercato e tu vedi che non tu hai
Sì, gli ti può fare strumenti anche un si flop. per sta sul marchiato, quindi false, no? Automaticamente si ritira e allora, tutti in acquars che il marchiato al domani, al crash, poi la questione di gente delle materie plastiche che stanno cambiando tutto il sistema dell'imballe, che è una fase di traino, no? E quindi noi i cirin di capire prevalentemente c'è che il domani del cliente. E comunque tutti in acquars che non questi strumenti si usano su questo scambiare, se no si va a marchiare, no? Ma diciamo che la burocrazia per noi non è un gran problema, la burocrazia dal punto di vista dal Stato, no, sull'attività non vi che problema. Magari ecco una richiesta da parte dei clienti di supporto dal punto di vista di certificazione, perché voi ovviamente tutti i marchiassi sono regolamentati, quindi la burocrazia per noi rappresenta che ecco, un sistema per poter certificare gli utilizzi dal materiale, dai stiatuli, il cliente non domanda che è, quindi per un marchiato magari che lui l'ha destinato in suo imballo, non sapere se è conforme a certi requisiti, certe specifiche, quindi questa la vengo. La burocrazia per noi è questa, con il resto non è un problema per noi, non è un ostacolo. No. Okay. Il cartiere è il nostro fornitore, sì. Noi compriamo la carta in rodul, quindi sono bobinoni, come si diceva prima, no? Grandi, alti 2500, no? 2,6 metri. E che se vengono inseriti sul macchinario e vengono sorrodolati praticamente, viene creato questo pannello di cartone, no? Che quindi è formato, come si diceva prima, no? Da una chiarte stesa, una ondulata e una stesa, vengono incollati insieme a chialt, e questa fa un esempio di un suoi di cartone, no? Quindi è fatto in continuo, perché la macchina gira sempre, quindi è rotativa, perché adesso è un tic il principio del cartiere, ecco, perché lei anche la cartiera si vede che tappeto, questo nastro di chiarte che vengono levato, e noi viene visivamente è una roba simile, vedete che queste sfughe di cartone, queste strisce di cartone che avanza in continuo, e dopo noi quindi tagliare a formato, perché ogni formato dopo al genere un estiato, no? Quindi anche noi creiamo un imballo, innanzitutto pensare a un sviluppo di stiatule in tal plan, e quindi crea un fuei là che io ricavi la stiatola, no? Quindi noi facciamo principalmente che all'inizio del ciclo, quindi noi ricreiamo un fuei che su che li hai di fare la stiatola, e dopo attacchi le fasi di lavorazione prettamente di scatolificio, no? Quindi il scatolificio alla fine trasforma il suo di cartone in stiatola. L'attività di produrre il cartone è un'attività completamente diversa di quel che è il scatolificio, è un'attività nuova, anche perché mio padre prima faceva presente queste problematiche, perché in FIES è un'attività completamente diversa, no? Quindi tu avete detto che è un'attività che è sostanzialmente diversa di quel che le fa la stiatola, no? Che però è covente e è essenziale per il prodotto, no? Quindi... Quando non capito qual è? Chi invece viene il TAI digitale delle stiatule, praticamente dopo la stampa viene dargli la forma, quindi viene acquisito un file di taglio, quindi là che è praticamente la sagume delle stiatule, è un sistema di taglio meccanico che lavora su una base mobile, e chi viene a fare la forma da stiatule, quindi viene a fare il taglio e la piega. Anche questo quindi riguarda le nuove tecnologie di produzione completamente digitale, quindi senza l'ausilio di attrezzature o di stamps o di materiali che coventi per produrre la stiatola, che si in grado di fare tutto a livello digitale.
Ecco, quindi unitamente al reparto digitale viene anche la parte tradizionale produzione, quindi le macchine rotative meccaniche, un sistema di stampe flexografiche, quindi dovrà una matrice di stampe, quindi una macchine rotative con l'inchiostro come da tradizione, come il sistema di tradizionale di produzione, ecco. In mo come Cumò la maggior parte del prodotto è fatta sulla macchina tradizionale, no? Però stiamo affiancando così la nuova tecnologia digitale che ci permette di lavorare i piccoli lotti, i piccoli scommessi, senza bisogno di avere cose di attrezzaggio o di impianti, no? Quindi è una roba che ha una sua economia, soprattutto che si chiama di numeri piccoli, no? Cioè che altrimenti io per realizzare una grafica e un estiato gli dovrà un cliché, gli dovrà una matrice di stampa che ha un costo. Qui viene il magazzino del semilavorato, che per noi è il suoi di cartone. Dal suoi di cartone noi ricaviamo la stiatola. Da stabilimento di Villesse, quindi nos viene consegnato il materiale, il fuoi di cartone, là che noi poi andiamo a fare le lavorazioni scacoventi per farlo diventare stiatola. Per noi questo è il punto di partenza dal processo produttivo, no? Ok. Quindi qui viene un altro reparto, che è un reparto praticamente là che viene a fare gli stiatoli fustellati, quindi come chi vedessi viene dai stamps, là che si realizza in che scassa qui, a differenza del reparto digitale, là che non viene bisogno da stampa, qui viene operato il stamp, quindi viene realizzare una forma di stiatole che dopo viene con macchine meccaniche a ricavarlo dal suoi, quindi abbiamo fatto un'operazione di pressatura, là che viene a ricavare la sagome di stiatole, quindi questo è un altro tipo di lavoro, è generalmente comune dal settore dell'imballaggio. Quindi. Proiect pal doman. Dizendo qual, no sta. Tanti. Dici che è un'azienda che ha sempre in davanti, sicuramente, sì. no? Come abbiamo fatto un gruppo di robe in quel stabilimento con lei, che stiamo finendo di fare, no? Un ampliamento dentro i macchinari news e via. Però anche a Villesse. I prossimi investimenti come grossi sono due magazzini automatici di materie prime, perché consumiamo massa. I consumiamo più di 70.000 tonnellate di chiarte ad anno. Tonnellate, 70.000. Allora, una cartiera. E allora a Puau in pis, quindi Puau in pis e in alto, abbiamo progettato un magazzino che va in alto, in 130 metri, e calciava le bobine a ventose e li sposta, li mette una sull'altra e li gestisce e li consegna su un tunnel ruliere che vanno dentro sotto la macchina che fa il cartone in maniera automatica. Che la lei in entrate. E dopo i progettiamo un magazzino che si proprio come per uscire i grandi prodotti, i clienti, noi lo chiamiamo gli autorotanti, no? Che fanno grandi numeri, fanno tanti, milioni, se ne ordinano milioni di stiatoli. Che è l'automatico, come che saltano fuori le macchine di produzione e vanno direttamente in magazzino alto anche quelle, entrano dentro, dal pallet, su, fino al 10° plan e via. E dopo tornano in giù, chiarias, quando andiamo via. Questi sono i prossimi due, immediati. Senza contare di manco la roba più piccola, che è una macchina che arriva
ad esempio, là che facevano i riempitivi spalimbalno, là che prima si metteva il polistirolo, lì l'innovazione è continua. Non esiste non era prima, le macchine le vengono inventate no, ma l'ultima arriva come in novembre, ottobre, fin di ottobre-novembre, sempre. E poi dopo viene una che si chiama Ting Lunis, che è un progetto rivoluzionario per fare l'alveolare. Sapete che il nido d'ape, i vindi fa quel per dropparlo come cartone, in certo al cartone, però bisogna costruirlo. Quindi fa quel. Perché è un prodotto non trasportabile alla vuoi, no? Ma non vuoi farlo come che lo fa in tutti, perché all'EU cecoslovacchi che si arrivasse a agganciarlo, che ha una idea particolare e dopo mai che tramin, allora l'UNIS ha il progetto esecutivo, gli dicono il LACEL. Sì, è molto interessante, quindi con i santi altri progetti che vedranno in davanti, no? Mi pare di capire, Sì. ecco. Dopo, al di là di questo, anche che l'azienda pensa anche a dare un contributo, a lasciare un contributo in questi territori. Sì. Se volete dare una Sì. sintesi di ciò che avete fatto in questi anni, insomma, ciò che avete pensato di fare, Sì. diciamo, al di fuori da queste attività, Sì, no? sì. Bon, sempre fatto. Non ho continuo, diciamo, i 1.000 euro o i 500 euro e squadre di ballone o di sci o di qua o di là. Noi, te società, abbiamo sempre fatto al manco qualche intervento significativo ogni anno, di decine di miliardi di euro ogni anno. A partire dalle mostre di Diez, ad esempio, no? Che si sta si prima a dare una mano e mostre di Diez. A Don Bertossi, che è conosceto, sì, che è un amico, si chiama con lui dopo. Un po' rivolto un po' sempre all'ambiente dell'Eglise, sapete che io sono un credente, no? E anche fuori, anche all'ospedale, ma all'occasione del 50esimo infatti abbiamo voluto dedicare una roba un po' fuori dal normale e si era proponuto di destinare 300.000 euro per beneficenze, donazioni. E abbiamo fatto, oltre che quelli di Ciurciuvint, abbiamo donato 150.000 euro all'ospedale di Tomiec, cioè 3 macchinari in 3 diversi reparti. Dopo al museo, all'Rive Cumò, che hanno cambiato il statuto, perché prima non si sarebbe potuto farlo, e vin a Glesie di Santa Roccoli, che vi fatto il ricovero dal chioso. Sul domo di Glemone avevano di portare in rilievo una roba lì che vi finanziata noi, 25.000 euro. Praticamente vengono spenduti 300.000, ma sono 2-3 iniziative che vengono e non si tirano in dauno. E dopo viene destinato un premio altrettanto ai dipendenti extra che stanno per il 50esimo.